Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Questa è Cross Generation, la radio di Crossing TV. Cross Generation è un esperimento della redazione di Crossing TV, la prima web TV fatta da giovani e più giovani. Siamo ospiti di Radio Città del Capo che potete ascoltare e seguire tutti i giorni all'indirizzo www.radiocittadelcapo.it. Porteremo in studio le Cross Generation, le generazioni che senza timore si attraversano, si incrociano e si mixano fra vite, culture e sogni differenti. Musiche, passioni, sentimenti e molto altro ancora passeranno da questi microfoni. Ciao a tutti da Cross Generation, la radio di Crossing TV, e io sono Gaia Roncarelli e siamo qui con Pollo, detto Paolo Prosperini. Ciao Pollo. Ciao Gaia. Parlaci un po' di te, chi sei e cosa fai. Allora, mi chiamo Paolo Prosperini per appunto, detto Pollo, ho 21 anni e praticamente lavoro in una cooperativa sociale che si occupa, che offre vari servizi a persone bisognose e lavoro in un'associazione che tratta con minori appartenenti alle classi popolari della città di Bologna e ho un quintetto di jazz manouche. Io sono chitarra solista. Come si chiamano? Minor Swing Quintet, per appunto siamo in 5. Quindi partiamo appunto dalla musica, questo gruppo di cui fai parte, i Minor Swing Quintet, da quanto suonano insieme, come sono nati e come è venuta l'idea di suonare questo genere, il jazz manouche, che magari non è conosciutissimo nell'ambiente giovanile? Allora, l'idea è venuta da me per una passione personale appunto del genere. È un gypsy jazz, gypsy sta per zingari, appunto perché Django Reinhardt, che è il fondatore, era uno zingaro della stirpe dei manouche e io mi sono appassionato sia al personaggio che al genere e ho cominciato a suonarlo inizialmente da solo, dopodiché mi sono incontrato con Laura e ho fatto vedere il genere e anche a lei è piaciuto molto. Abbiamo iniziato a suonare circa 3 anni e mezzo fa, dopodiché si sono aggiunti gli altri. Io so che nella tua vita c'è anche l'Africa, è un luogo che fa parte della tua vita. Parlaci un po' di che rapporto hai e in che senso fa parte della tua esistenza. Allora, è difficile da dire perché in realtà sì, c'è molto da dire, ma se concretizziamo c'è poco, posso dire tutto in 2 o 3 parole. La prima volta che sono stato in Africa è stato nel 2006, nel 2007, in Guinea Conakry, che è un paese dell'Africa occidentale, e non so per quale motivo ogni 6 mesi, ogni 5 mesi sentivo il bisogno di andare giù e ho cercato nel giro di questi anni un posto che mi desse la possibilità di lavorare e riuscire a stare lì per un periodo. Ma tu di che cosa ti occupavi quando scendevi in Guinea? Ma i primi anni è stata più che altro una conoscenza del paese, che è un paese molto particolare, tristemente famoso perché ultimamente sono stati numerosi colpi di stato e è morta molta gente, quindi è un paese molto particolare e per me il passo fondamentale per riuscirsi a muovere bene in un paese del genere è la conoscenza delle persone. Ma nonostante la guerra che è presente in Guinea, nonostante le sofferenze, tu quindi per un certo periodo hai voluto tornare, quindi è vero, esiste il mal d'Africa? Bah, non penso, cioè mal d'Africa penso sia c'è male dappertutto, nel senso, anche se uno penso vada in Asia sia lo stesso male, o se è un posto molto diverso, una cultura completamente diversa e noi ripiombiamo in questa diversità tornando in Italia e ci manca questa diversità. Ho detto forse per la diversità un po' tante volte. Ora ti volevo chiedere il rapporto che tu hai instaurato con gli africani che purtroppo in Italia al giorno d'oggi vengono vissuti come stranieri come termine negativo. Tu cosa pensi di questo? Ma
non lo so, io penso che ci siano persone negative e positive dappertutto, che sia positivo il nero, che sia negativo il nero, che sia positivo il bianco e negativo il bianco, siamo uguali in questo. E non difendo il buonismo, cioè non difendo chi è troppo buono, perché secondo me fosse in un razzismo opposto, ma l'uguaglianza sta proprio secondo me nel fatto che io e te non parliamo della nostra, diciamo, differenza di estrazione sociale, e quindi secondo me anche è un po' stancante dopo un po' sentire troppi discorsi è disuguale proprio parlarne così tanto. Secondo me bisognerebbe trattarsi ugualmente, basta, senza ulteriori sforzi o parlarne troppo. Bene, dall'Africa torniamo a Bologna. Ora ti chiedo un luogo, un aspetto di Bologna che trovi bello, che ti piace, e uno che invece trovi sgradevole, che detesti anche. Oddio, allora, diciamo, trovo bello la bassa bolognese, la campagna in generale. Io sono nato in periferia di Bologna e è stata una costante sempre nella mia vita un po' la campagna, un po' il prendere e andarsene a fare un giro in campagna. Un posto che non mi piace ultimamente, da un po' più giovane mi piaceva di più, è il centro, soprattutto Piazza Verdi. Comunque non lo so, inizia a piacermi meno il caos, quindi... Strano, una persona che suona, che lo so, detesta infatti, il caos. I locali in generale, ti dirò che da 2 anni che non entro più in un locale come cliente normale. E ora facciamo un gioco, il gioco del Sì. se fossi. Sei pronta a giocare? Prontissimo. Bene, se fossi un mestiere. Allora, se fossi un mestiere sarei un tassista. Se fossi un paesaggio. Sarei un ponte con dietro una ferrovia. Se fossi uno strumento musicale, forse un po' banale. No, non sarei una sarei un pianoforte. Se fossi un colore. Verde. Se fossi una stagione. Estate. Prima di salutare Pollo e prima di ringraziarlo per il fatto che è stato Pollo a preparare la base che ci ha accompagnato in tutta questa puntata, chiediamogli un consiglio della settimana. Allora, il consiglio della settimana è non parlate ma fate, vorrei dire. Molto pratico. Esatto. Su questo salutiamo Pollo Prosperini. Grazie mille. Ciao, buona settimana a tutti. Ciao. Avete ascoltato Cross Generation. La radio di Crossing TV. Questa puntata la potete ascoltare su www.radiocittadelcapo.it e vedere su www.crossingtv.it.